scuole elementari di Motta di Livenza altre 2 bimbe risultano contagiate dalla tubercolosi dopo l'ultima tranche di 400 test, finora contagiati 6 alunni e 2 maestre, test anche per gli ex alunni che ora sono in prima media. Approvata in Senato la legge sulla legittima difesa, esulta la Lega, il governatore Zaia è atto di giustizia, intanto i cittadini si dividono tra chi plaude al provvedimento e chi teme il Far West. Giuseppe De Longhi è accusato con la segretaria di aver fornito illecitamente alla sorella Alberta informazioni sulla cessione di una società. Webcam sul PUT per monitorare il traffico in tempo reale, il comune corre ai ripari dopo l'ennesimo incidente che ha mandato in tilt il traffico in tutta la città. Nessuna iscrizione, saltano le classi prima elementari alle scuole Masaccio e Tommaseo di Treviso, i dati confermano i timori dei genitori, il sindaco scrive al provveditore. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Vittorio Veneto per le celebrazioni del 25 aprile, la gioia del sindaco, lo aspettavamo da anni, il riconoscimento alla città medaglia d'oro. Stasera torna il tradizionale processo alla vecchia di metà Quaresima, Ponte Dante, collegamento in diretta da Treviso in attesa dello spettacolo. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano ancora la questione tubercolosi nella scuola elementare di Motta di Livenza, altre 2 alunne contagiate e test ora anche per gli ex allievi della scuola che ora frequentano la prima media. Sentiamo. Altri 2 casi di tubercolosi nella scuola elementare di Motta di Livenza, al centro del focolaio epidemico di TBC che finora ha visto contagiate 2 maestre e 6 alunni. Altre 2 bambine, tra gli ultimi 11 allievi risultati positivi al test di Mantù, sono risultate affette da TBC. Ora il test verrà eseguito sui familiari delle 2 bimbe. Tutti i casi fino ad ora diagnosticati nella scuola sono riconducibili alla prima maestra che ha manifestato la malattia e che finora risulta essere l'unica ad avere i sintomi della TBC. Tutti gli altri pazienti sono asintomatici. A seguito della ricostruzione temporale del quadro clinico è stato deciso oggi di sottoporre al test in via precauzionale anche i ragazzi che nell'anno scolastico 2017-2018 hanno frequentato le classi quinte della primaria di Motta, attualmente quindi in prima media, al fine di garantire una presa in carico complessiva a tutte le persone, alunni, famiglie e personale scolastico. L'ULSE 2, d'intesa con il sindaco ed il dirigente, hanno deciso di inserire nella task force che sta affrontando il caso anche gli psicologi. Si sta lavorando ad una serie di incontri rivolti sia al personale che alle famiglie, ma intanto in paese si sta diffondendo la psicosi tra timori ed infondate cacce all'untore. Capiamo perfettamente le preoccupazioni che aleggiano tra il personale della scuola e i genitori, sottolinea il direttore generale dell'ULSE 2 Francesco Benazzi. A tutti loro garantisco che noi stiamo facendo per gestire al meglio questa delicata vicenda un grandissimo sforzo. A chi solleva dubbi circa il fatto che possano venire nascosti elementi importanti, rispondo che il nostro operato è sempre stato improntato alla massima trasparenza e alla condivisione assoluta con tutte le autorità interessate e con le persone coinvolte. Su questo, continua il direttore generale, chiedo a tutti uno sforzo di ragionevolezza. Dar corso a paure e inutili dietrologie è del tutto inopportuno in una fase di lavoro pesante e delicata, il cui obiettivo è garantire prima possibile la chiusura del cerchio con l'individuazione di tutti i possibili casi di contagio e l'avvio della terapia per le persone colpite dalla TBC. Intanto continua l'attività del call center attivo dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16, il numero è lo 0422 32 38 88. Avviso di garanzia per Giuseppe De Longhi, patron dell'omonima azienda trevigiana, l'accusa di insider trading. Che cosa voglia dire e quale sia la vicenda ve lo spieghiamo nel servizio. Quando giocare in borsa può non essere un buon affare e può far finire in tribunale. È il caso di Giuseppe De Longhi, patron del gruppo con quartier generale a Selvana, al quale la Procura di Milano ha notificato un avviso di garanzia a conclusione delle indagini su alcune operazioni finanziarie con l'ipotesi di insider trading, ovvero di aver interferito illegalmente in operazioni di borsa. La storia di per sé semplice e riguarda la cessione ai giapponesi della Mitsubishi di una delle aziende del gruppo, la Del Clima. Un'operazione avvenuta nel 2015 e che prevedeva, oltre alla cessione delle quote di proprietà della De Longhi, anche un'opzione sui titoli in compravendita, con un premio dell'85% rispetto al valore d'acquisto. Quasi un raddoppio del valore, certamente un buon affare per chi gioca in borsa.
soprattutto se viene a sapere in tempi non sospetti che un titolo avrà una forte richiesta dal mercato. Ecco perché secondo la procura Giuseppe De Longhi avrebbe infranto la legge comunicando i termini dell'operazione con i giapponesi alla sorella Alberta, che proprio per questo e a più riprese tra il 10 e il 12 agosto 2015 avrebbe acquistato 430.000 euro in azioni della Del Clima ad un prezzo decisamente più basso rispetto al 25 agosto dello stesso anno, quando la Mitsubishi lanciò l'offerta pubblica d'acquisto, che le ha permesso di guadagnare in pochi giorni 360.000 euro, valore peraltro posto sotto sequestro dal nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza. Ma Giuseppe De Longhi non è l'unico indagato per questa vicenda. Anche la sua segretaria personale, evidentemente a conoscenza delle trattative, ha acquistato 15.000 euro in azioni del Clima, che poi ha rivenduto qualche settimana dopo, guadagnandoci sopra 13.000 euro, denaro che ora, c'è da presumere, servirà per gli avvocati. Approvata in Senato la legge sulla legittima difesa, esulta la Lega, il governatore Zaia è atto di giustizia, critiche dall'associazione magistrati e penalisti. Intanto i cittadini si dividono tra chi plaude al provvedimento e chi teme il Far West. Sentiamo. Perché finalmente dopo anni di chiacchiere, di polemiche, è sancito definitivamente al Parlamento italiano il sacrosanto diritto alla legittima difesa per chi viene aggredito in casa sua, nel suo negozio, nella sua cantina, nella sua azienda agricola, nel suo bar. Con 201 sì, 38 no e 6 astenuti, il Senato ha approvato in via definitiva la legge sulla legittima difesa, che di fatto con le modifiche apportate diventa sempre legittima. Assenti i rappresentanti del governo e del Movimento 5 Stelle, esulta la Lega, con il vice premier Salvini in aula che alza i pollici e spiega da oggi stop ai calvari giudiziari. Il testo è identico a quello approvato alla Camera, 9 articoli che modificano la norma in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo, ma intervengono anche su alcuni reati contro il patrimonio e sulla violazione di domicilio. Poi io mi occupo della sicurezza fuori dalle case, fuori dai negozi, su quello assumiamo poliziotti, carabinieri, accendiamo telecamere, però visto che non possiamo essere ovunque, da oggi se uno entra in casa di qualcun altro sa che in caso di pericolo c'è una reazione legittima, tutelata e compresa dallo Stato. Sull'approvazione della legge è intervenuto anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. È inaccettabile che chi difende se stesso e la propria famiglia nella propria casa dall'aggressione dei malviventi, rispetto a questi ultimi, sia meno tutelato dalle norme e addirittura corra più rischi di essere punito. L'approvazione di questa legge, continua il governatore del Veneto, rappresenta essenzialmente un atto di giustizia. Critiche invece dai penalisti italiani, come dall'Associazione Nazionale Magistrati. La nuova legge sulla legittima difesa non tutelerà i cittadini più di quanto non fossero già tutelati fino ad oggi, dice il presidente Francesco Minisci. Al contrario, continua, introduce concetti che poco hanno a che fare con il diritto, prevede pericolosi automatismi e restringe gli spazi di valutazione dei magistrati. Nel mezzo i cittadini che si dividono tra chi esulta e chi ha paura. Il problema è che non siamo abituati a queste cose, per conto mio. Perché ci sono certe persone che ormai sono fuori anche un po' di testa e premono sul griglietto molto facilmente. È una legge che sinceramente non conosco nel dettaglio, quindi faccio fatica a commentare. Penso sia giusto comunque che la gente abbia la possibilità di difendersi in casa propria. Giusto difendersi in casa propria? Assolutamente sì. Io non faccio male a nessuno, onde per cui chi viene in casa mia, cioè, o suona il campanello, o per me c'è diritto di difendersi. Comunque era una legge che si aspettava da tempo. Certo. È tardi però. È tardi. A casa sua sono già venuti? 3 volte. Sono d'accordo se entrano in casa di salvaguardare la mia famiglia e la mia proprietà. È chiaro che non si pensa mai di uccidere nessuno e quella è la prima cosa, però a mali estremi rimedi, cioè se mi devo difendere mi devo difendere. Sono d'accordo, perché purtroppo non siamo tutelati per quanto riguarda la legge. Spero che ognuno comunque ne faccia buon uso, dipende sempre dalla situazione, dalla coscienza. Purtroppo però ci sentiamo poco protetti e questa è la conseguenza. Torniamo ora sulla vicenda del PUT bloccato che ieri ha causato tanti problemi alla viabilità cittadina e non solo. Dopo le scuse il sindaco Conte pensa alle contromisure. Sentiamo.
Che il punto diventi un vero problema ogni volta che si verifica un seppur minimo incidente oramai è cosa conclamata ed è altrettanto chiaro che al momento però di adeguate risposte non ce ne sono, soprattutto dopo quanto è successo ieri. E ogni volta ritardi per tutti, cittadini arrabbiati e traffico al collasso non solo per la città ma anche per i comuni limitrofi. E come succede in questi casi, ognuno ha la sua ricetta, che puntualmente svanisce fino al prossimo ingorgo. Ma non per il sindaco Conte, che dopo quanto successo ieri ha incaricato tutto il suo staff per cercare una soluzione definitiva al problema. E una prima risposta è arrivata almeno sul fronte preventivo. Il principio è: sapere che lì il traffico è bloccato vuol dire pensare già a un altro itinerario. E allora a Treviso presto sbarcheranno altri occhi elettronici. Stiamo valutando proprio in questi giorni, vista anche l'esperienza del dottor Gallo fatta a San Michele al Tagliamento, le webcam fisse nei nodi di viabilità più critici, in modo che i cittadini possano visualizzare in tempo reale la situazione del traffico attraverso queste webcam, però soprattutto porteremo avanti le politiche legate alla grande viabilità, quindi il completamento del quarto lotto, il terraglio est e la riqualificazione della strada ovest. Quindi interventi a breve e lungo termine, partendo dalle camere sui punti critici che ogni cittadino potrà consultare con il proprio telefonino per poi decidere se prendere o meno quella strada. Sindaco che si scusa con i cittadini ma non con i colleghi, e in particolare con Rossella Cendron, che sempre ieri era molto arrabbiata per il traffico bloccato a Sirea sin dal carrello di Treviso Sud e che lamentava il mancato coordinamento con Treviso, che a suo dire lavora sempre in solitaria. Rispondo che molte volte quando vado a prendere l'autostrada a Treviso Sud trovo la colonna sulla Treviso Mare e io non mi arrabbio col sindaco di Silea, anzi cerco di trovare delle soluzioni. Due istituti di Treviso non hanno raggiunto il numero minimo di iscritti alle classi prime. Il sindaco Conte nella giornata di ieri ha incontrato i genitori delle scuole Masaccio che avevano espresso preoccupazione per il drastico calo degli iscritti che potrebbe portare a non prevedere una classe prima per il prossimo anno scolastico. Lo stesso potrebbe verificarsi al Tommaseo di San Lazzaro e il sindaco segnalerà la problematica anche al provveditore dell'ufficio scolastico territoriale per cercare di trovare una soluzione. Altro tema scottante in questi giorni per la politica cittadina è quello relativo all'operato dell'assessore Silvia Nizzetto, con corsi di lingua veneta e patrocini a seminari che le opposizioni hanno commentato quantomeno inopportuni, e proprio per questa seconda vicenda oggi prende posizione il presidente dell'associazione chiamata in causa e bollato come ultra del cattolicesimo. Sentiamo. Non si placano le polemiche nei confronti dell'assessore Silvia Nizzetto. Dopo i corsi di Veneto, le voci contrarie soffiano forte sul caso patrocinio e contributo del Comune ad una conferenza sull'autismo, giudicato dalle opposizioni ai 300 quantomeno inopportuno. Il perché sarebbe sintetizzato in poco qualificato per il tema e soprattutto gestito da un'associazione di ultracattolici no gender. Accuse che abbiamo girato al presidente dell'associazione Veneto Autismo con le seguenti risposte. Come ci si sente a essere definiti degli ultrascattolici? Ma se insegnare il Vangelo, il catechismo di San Pio X o la dottrina sociale della Chiesa significa essere ultrascattolici, noi siamo fieri di essere ultrascattolici. Sembra che voi abbiate organizzato degli incontri addirittura insegnando i problemi dell'autismo. Noi non pretendiamo di insegnare nulla a nessuno, offriamo semplicemente con umiltà la nostra esperienza personale, anche drammatica, di genitori con un bambino autistico grave, sapendo che i genitori sono al centro e invitiamo tutti i genitori a basarsi, come facciamo noi, sulla prima raccomandazione delle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, linee guida sull'autismo, che sostengono e raccomandano di mettere al centro i genitori. I genitori devono essere protagonisti di tutta la vita, di tutta l'attività del loro figlio. Parteciperà al forum delle famiglie tanto discusso a Verona? Beh, noi andiamo lì per capire, perché vogliamo imparare, vogliamo conoscere e riteniamo che per avere un'idea personale propria sia necessario appunto conoscere con pacatezza le opinioni delle persone. Cosa vuole dire alle persone che la stanno attaccando in questo momento? Tutti hanno capito che si tratta di un attacco personale a ciò che siamo e a ciò che rappresentiamo. Ci attacca così chi ha paura della conoscenza e della verità.
Ed era il caso del giovane calciatore di colore preso di mira dagli avversari domenica durante la partita con la Milanese. Il consigliere comunale Franco Rosi di Treviso Civica scrive al presidente del Consiglio Comunale Giancarlo Iannicelli proponendogli di invitare l'intera squadra dei giovanissimi del Treviso per testimoniare la vicinanza dell'intera città a questo ragazzo. L'invito, scrive Rosi, è bene estenderlo all'intera squadra in quanto tutti i compagni sono stati molto vicini al ragazzo oggetto della discriminazione. La cronaca, ora doppio intervento della polizia lunedì notte e ieri sera. Un 25enne egiziano è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti. Sentiamo cosa è successo. Aggredito i dipendenti di 2 hotel dove alloggiava, 2 gli interventi della polizia in 3 giorni per la stessa persona. È stato denunciato un 25enne cittadino egiziano. Lunedì notte le volanti si sono dovute precipitare in un albergo del centro cittadino dove il giovane stava andando in escandescenze in evidente stato di alterazione alcolica. Il 25enne stava spintonando un dipendente dell'hotel e prendendo a calci la vetrata d'ingresso. Fermato dagli agenti ha continuato la sua condotta aggressiva, è stato portato in questura e deferito all'autorità giudiziaria. Mercoledì stessa persona, altro hotel vicino all'ospedale. Nuova chiamata in questura, questa volta nelle tasche dell'egiziano è stata trovata della marijuana, ora è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti. Inseguimento a Casale sul Sile, 3 nomadi dopo aver messo a segno un furto in un'abitazione sono fuggiti ma sono stati intercettati dai carabinieri, bloccato anche un corteo funebre in paese. Sentiamo. Avevano appena messo a segno un furto in un'abitazione di Casale sul Sile, rubando monili in oro e altri oggetti di valore. 3 nomadi, 2 donne e un uomo, sono poi fuggiti con un bottino di diverse migliaia di euro. A dare l'allarme un passante che ha allertato subito le forze dell'ordine. L'auto utilizzata dai ladri, fra l'altro, era già segnalata ed è stata intercettata dai carabinieri di Treviso e Mogliano. Ne è nato un inseguimento lungo le strade del paese. La polizia locale ha bloccato un corteo funebre che si stava dirigendo verso il cimitero del paese per permettere il passaggio delle auto dei militari dell'Arma. Raggiunti i nomadi in via Cave, hanno tentato di disfarsi del bottino lanciandolo dal finestrino della vettura, ma sono stati bloccati dai carabinieri. E torniamo a parlare ora di sanità e di cronaca sindacale perché 160 lavoratori di Antesis da oggi sono in stato di agitazione alla diatriba della la richiesta di chiarimenti relativamente al recupero ore di permesso e alla turnistica che sono state avanzate dalla società che ricordiamo gestisce per l'azienda sanitaria della marca trevigiana il CUP, Centro Unico di Prenotazioni, l'assistenza protesica e gli altri servizi di segreteria. A darne notizia Marta Casarin della CGIL di Treviso che non esclude, se non si debba trovare un accordo, anche lo sciopero con le ovvie conseguenze per i cittadini. Proprio per questo è stato avanzato alla prefettura una richiesta di intervento. Continua a far discutere la decisione della Regione di richiamare i medici in pensione per far fronte alle carenze di organico in corsia. I cittadini sono d'accordo, è un coro unanime il loro, sentiamo. I cittadini sono d'accordo sulla delibera della Regione che permette alle ULSS di assumere a tempo determinato medici in pensione per garantire i livelli di assistenza. Penso che sia una cosa positiva, visto che se di medici non ce ne sono, quelli in pensione sicuramente hanno esperienza e quindi trovo che sia una cosa positiva. Potrebbe essere una buona idea, piuttosto che rimanere nelle difficoltà, soprattutto le persone che sono malate, sono quelle che sono più importanti, anziani e bambini, quindi sono d'accordo. E io penso che sarebbe giusto anche per appoggiare ai nuovi medici qualcuno che sappia fare il suo lavoro. Una cosa un po' particolare, dobbiamo considerare prima il numero limitato all'università, quindi questo è il problema. Poi dipende dall'età dei medici che ritornano. Se non ci sono altre soluzioni, forse, insomma, in un paese normale ci dovrebbero essere giovani medici che
rimpiazzano i medici in pensione. Penso che sarebbe molto più normale questo. Che non c'è altra soluzione per il momento. Fra i diretti interessati, i medici in pensione, qualche perplessità. Trovarsi di fronte ad una situazione del genere, spiega Vittorio Zanini, ginecologo, fa davvero pensare. Sono un po', avvilito di quello che sta succedendo, perché il fatto che vari governi hanno tenuto il numero chiuso alle università di fatto ha impedito a molti ragazzi e a molti giovani di poter essere in grado di sostituire i cosiddetti anziani ed esperti a livello ospedaliero. Ma alla domanda se tornerebbe in corsia la risposta è immediata. Io tornerei volentieri a lavorare in ospedale, perché questa passione che ha animato il mio impegno vocazionale come ostetrico e ginecologo vorrei ancora metterla a disposizione delle gestanti, delle ricoverate e dei bambini. Medici in pensione anche come risorsa per le giovani leve. Nel momento in cui qualcuno di noi ritorna, possa persino fare da maestro o da tramite o da strumento di crescita e di assistenza anche nei confronti dei nostri giovani colleghi. Il 25 aprile il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Vittorio Veneto per la festa della Liberazione. La telefonata al sindaco Roberto Tonon è arrivata questa mattina dal Quirinale. Il Presidente della Repubblica ha accolto l'invito a visitare la città e sarà a Vittorio Veneto il prossimo 25 aprile. Una notizia attesa da tempo. Si pensava che il Capo dello Stato arrivasse in occasione del centenario della Grande Guerra, ma Sergio Mattarella ha scelto di celebrare nella città della Vittoria proprio il 25 aprile, anniversario della Liberazione. Colto di sorpresa la scelta, peraltro condivisibilissima da questo punto di vista del Presidente, di ricordare nella nostra città che è medaglia d'oro il 25 aprile. Ora c'è un mese di tempo per l'organizzazione della visita. I preparativi inizieranno subito, assicura l'amministrazione comunale. Il cerimoniale passerà al Quirinale, ma certo Vittorio Veneto non si spaventa. Tra Centenario ed Alpini la città ha accumulato l'esperienza necessaria per ospitare grandi eventi di questo tipo. Era dal 2008, anno del 90° anniversario della fine della Grande Guerra, che un presidente non veniva a Vittorio Veneto. Allora fu Giorgio Napolitano a presenziare, accolto da tutti i sindaci della Marca. Tra un mese sarà Sergio Mattarella, che ha deciso di non deludere le aspettative dei vittoriesi. Ossia quanto di meglio una comunità possa sperare e auspicare, perché rappresenta l'unità nazionale e Vittorio Veneto con la sua storia, a Vittorio Veneto si è fatta anche la storia con la fine della Prima Guerra Mondiale, con la conclusione in qualche modo di tutto, secondo una recente lettura storica, il compimento del risorgimento italiano proprio con Vittorio Veneto. Ci fermiamo ora per la pubblicità, restate con noi, ci collegheremo subito dopo con Treviso per il Rogo della Vecia. E rieccoci in diretta con il telegiornale di Treviso. Questa sera torna il tradizionale appuntamento di metà Quaresima con il processo alla Vecia. Colleghiamoci quindi subito in diretta con Ponte Dante, dove c'è per noi Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto. Dovremmo averli, ecco qui vediamo già, vedo in anteprima le immagini della Vecia che tra poco verrà bruciata come da tradizione. Lucio, buonasera. Buonasera, dove Assile Cagnanza accompagna, ovvero sulla curva di Ponte Dante. Nicoletta vi sta facendo vedere Contessa Marietta, vedova Ildoman. Vi faccio vedere anche l'epigrafe, eccola qua, e dopo vengo in campo anch'io, perché se vedete questa epigrafe e leggete l'anagramma di Contessa Marietta, vedova Ildoman, vuol dire Mario Conte, vedova, cioè lasciando Manildo Ildoman. Buonasera, dicevamo, tutto pronto qui a Ponte Dante. Vieni Nicoletta, che cominciamo a sentire un po' di gente. Stiamo aspettando Franco Crespancio, è il vero cuore del gruppo folcloristico trevigiano. Comunque, come vedete, il palco è già pronto, qui naturalmente ci sono gli alpini e comincia a esserci già l'assemblamento della gente. Allora, intanto cerchiamo di capire insomma qual è l'atmosfera e allora andiamo a sentire un po' di persone. Vedo che c'è qualcuno che sta già brindando, come è giusto che sia.
Buonasera, siete qui per vedere il rogo della Vecia? No. Quindi siete nuovi, allora vi facciamo vedere una situazione che solo a Treviso c'è, ovvero c'è un processo alla città e poi si brucerà la vecchia, così potete sentire i primi 6 mesi come stanno andando le cose. Nel frattempo vedete che qualcuno arriva l'avvocato difensore. Buonasera. Senta, ma questa Marietta vedova il Doman, sì. Quanti guai ha combinato? No, pochi, perché c'è da poco che sei, infatti questa sera dico tutte intenzioni di visa e viserò stasera. Da che ora comincia il processo? Verso le 8:30 comincia i balletti, dopo arriviamo noi. E invito tutti quanti a venire qua stasera a vederne, perché avremo tante belle storie da contare, nonostante i 6 mesi, 8 mesi della nuova giunta. Sì. Bene. Ma comunque era sempre un il domani. Del domani non è certezza. No, ma il domani. Ok. Ancora un po' legata. Allora vada a ripassare la parte della difesa perché noi abbiamo finito. Allora l'appuntamento è per la diretta, nel senso qui vi vogliamo questa sera avete sentito 8:30, però il processo sarà intorno alle 9:30 e poi vi ricordo che Antena 3 farà vedere tutto il processo, il rogo della Vecia, sabato sera dalle 21:15 naturalmente in prima serata. A 3 la linea. Grazie a Lucio Zanato e a Nicoletta Rizzetto per questo collegamento. Noi siamo giunti al termine di questa edizione del telegiornale di Treviso. Uno sguardo alla nostra programmazione. Alle 20:10 si parlerà questa sera del convegno a Verona sulle famiglie. In studio l'ex parlamentare del Partito Democratico Laura Puppato e l'onorevole della Lega Dimitri Coin sarà in collegamento da Roma. E poi in prima serata 21:15 torna la Zanzega, assieme all'L Marcassa si compirà un viaggio tra le storie dei seggiolai di Gosaldo, la riscoperta del villaggio fantasma di California. In studio la confraternita dei Risi e Tochi, riti dello sciamano della valle, poi misteri, magie e luoghi unici al mondo. Appuntamento quindi con la Zanzega. Ed è tutto, vi lascio alle nostre previsioni del tempo. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo. Ci attende un'ennesima giornata di bel tempo. All'orizzonte non si scorge ancora una perturbazione che possa portare un po' di pioggia. Nel dettaglio sul Veneto la giornata di venerdì 29 marzo sarà sempre all'insegna del sole, il cielo si presenterà sereno un po' ovunque o al massimo con qualche velatura sparsa. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime in lieve aumento comprese tra 15 e 18 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia e Giulia, il sole sarà prevalente con cielo al massimo poco nuvoloso ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime piuttosto gradevoli, oscillanti tra i 16 e i 18 gradi. Diamo ora uno sguardo al Trentino Alto Adige. Poche novità, situazione invariata rispetto ai giorni scorsi, con ampio soleggiamento e con cielo sgombro da nubi ovunque, come ci mostra la nostra grafica. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sui 18 gradi. Bene, dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.